Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Cari amici di Sic et Non, buongiorno a tutti voi, sempre sulle frequenze di Radio Libertà, un'altra puntata interessante come sempre, verificare le notizie della settimana, andare un po' a cercare tra la stampa mainstream quegli spunti per smontare un po' la narrazione fin troppo sappiamo vicina al pensiero woke e in generale comunque all'immigrazionismo montante. E quindi anche oggi, come sempre, il consueto, come lo chiamo io, bollettino di invasione, con qualche riflessione accanto. Più potremo parlare senz'altro anche di Spagna, questi miti, Zapatero e Sanchez, fortemente ridimensionati dalle indagini che insomma ne stanno dimostrando insomma l'infedeltà nei confronti del loro paese. Ci sono dei report, c'è tutta comunque la sfida del mondo islamico che vuole radicarsi in casa nostra. Abbiamo visto insomma tutte le tensioni durante la cosiddetta festa del sacrificio. Tra l'altro questa è settimana comunque di eventi europei, settimana comunque importante per il Consiglio europeo. Già qualcosa è stato fatto per esempio nei confronti dell'approvvigionamento di fertilizzanti, che era comunque una delle problematiche che era uscita dalla crisi di Hormuz, quindi non solo i carburanti ma per esempio anche i fertilizzanti che arrivano da quella zona, perché in realtà prima in gran parte arrivavano dalla Russia, ci sono le sanzioni e sapete benissimo che cosa è accaduto. Però come sempre io a me piace mostrarvi un po' il colmo dei nostri giorni, le notizie un po' a testacoda, le notizie insomma che dimostrano l'incoerenza specialmente di tanti in casa nostra, e questa è una notizia direi che fa scuola. Anzi, a fare scuola, se vogliamo, è proprio il protocollo Albania, su cui si è speso per tempo e insomma ha dovuto lavorare molto il governo italiano, dal ministro Piantedosi al sottosegretario Molteni. Ovviamente la premier Meloni non possiamo non citarla, evidentemente, anche per l'impegno che ci ha messo in sede europea con le trattative. Ebbene, molti governi europei stanno seguendo questo protocollo. L'ultimo è il governo, pensate, di centrosinistra in Olanda, che sta copiando l'Italia, fa centri di rimpatrio fuori dall'Unione, un piano vero e proprio per aprire strutture per lo smistamento dei clandestini in Nord Africa, Azerbaigian e Montenegro. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della coalizione di governo olandese, che voi sapete è guidata da Rob Jetten, leader dei liberali di D66. Sono liberali europeisti, liberali potremmo dire libertari quasi alla più Europa, tanto per essere chiari, ecco, di quel tenore, all'interno di una coalizione, un governo di minoranza con i cristiano-democratici e i conservatori. L'agenda qual è? L'agenda che tra l'altro ricalca esattamente quella che avevamo ascoltato nel 2024, quando la maggioranza in realtà era trainata dal PVV, dal Partito della Libertà di Geert Wilders. Ebbene, i Paesi Bassi continuano ad annunciare misure restrittive in tema di emigrazione. E il vice premier olandese, nonché ministro per l'immigrazione Van der Brink, ha dichiarato: in tutta Europa le persone chiedono soluzioni credibili e praticabili per riprendere il controllo dell'immigrazione. Queste soluzioni stanno prendendo sempre più forma e si sono dimostrate giuridicamente sostenibili, cioè una sinistra che diciamo è pragmatica, una sinistra che tutto sommato fa la sinistra, cioè difende i propri cittadini, i lavoratori, perché poi c'è un problema di lavoro, c'è un problema di stato sociale, c'è un problema di equità nel fondo poi dei problemi dell'immigrazione. Qui c'è una sinistra che fa la sinistra, non c'è una sinistra che
per interessi di bottega, come fa solo in Italia, lo dobbiamo dire, perché praticamente solo in Italia siamo al parossismo del bastian contrario per eccellenza. Ebbene, così non è, insomma, chi ha la testa sa benissimo come bisogna reagire. La mossa dell'Aia, ma non solo, visto che anche Danimarca, Austria, Grecia e Germania hanno recentemente confermato che stanno lavorando in questa direzione, trova spazio dopo che Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto un compromesso per questi centri di rimpatrio nei paesi terzi e per creare anche all'interno dell'UE accordi, diciamo, sulla linea diciamo di quanto stabilito dal governo italiano, che è stato apripista da questo punto di vista. Lo scorso 15 maggio è stato sottoscritto una dichiarazione che ribadisce il diritto sovrano dei paesi membri di decidere sull'ingresso dei cittadini stranieri e di intraprendere nuovi approcci per scoraggiare l'immigrazione irregolare. Quindi non è uno smentire Schengen, ma è dare valore al cittadino europeo che può utilizzare Schengen, ma insomma lo status di cittadino europeo non si può regalare, ecco, in questo senso, insomma. I Paesi Bassi in particolare stanno collaborando con Danimarca, Malta e Svezia per adottare soluzioni che ricalcano il modello italiano. Nel fine settimana, il governo ha informato il Parlamento di non trovare ostacoli giuridici che compromettono il piano. Ecco, e l'opposizione, si è accodata in questo caso. Non si conosce ancora quale sarà la sede della struttura, ma ci sono dei colloqui con vari paesi africani. Comunque ci sono dei paesi africani che sono disponibili a ospitare in cambio anche di strutture, di accordi commerciali. Questo vale un po' per tutti i paesi europei, e questi paesi africani sono Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda ed Etiopia, ai quali si aggiungerebbero invece, fuori dall'Africa, l'Azerbaigian e il Montenegro che insomma invece è molto più vicino, è semplicemente di là dell'Adriatico, ma per il resto, tra l'altro, è già integrato per esempio nella NATO il Montenegro. Il regolamento, che è stato approvato dall'Assemblea di Bruxelles, consente ai Paesi membri di trasferire gli immigrati irregolari in Paesi terzi non collegati alla loro origine, a patto che siano stipulati accordi bilaterali per la costruzione delle strutture di accoglienza, proprio come è accaduto tra Roma e Tirana. La norma ha stabilito anche un aumento del periodo di permanenza nei centri fino a 2 anni e impone il reingresso nel territorio UE. Tra l'altro, apro una parentesi italiana: la magistratura italiana finalmente, dopo una serie di contenziosi quasi infiniti, ha dovuto, forse obtorto collo, confermare il fatto che se una persona comunque dopo l'intimazione e il foglio di via resta sul paese, quando poi viene, diciamo, ripresa, non può più fare domanda di asilo, che a me sembra una cosa normale, quasi banale, elementare, ma insomma anche su questo trucco si erano basati, diciamo, gli avvocati professionisti dell'immigrazione, ovviamente lautamente retribuiti da tutti quei centri di potere che poi utilizzano i fondi pubblici piuttosto che quelli di varie ONG al soldo di chi sappiamo, spesso e volentieri, insomma, ecco, questa è la situazione, quindi comunque un passo avanti. La proposta è stata appoggiata comunque in generale, questa proposta in Olanda, da un'ampia coalizione che comprende i liberali di D66 e di VVD, quindi sia i liberali cosiddetti di sinistra che i liberali conservatori di destra, il partito di Rutte, tanto per essere chiari, i moderati del Partito Popolare Cristiano Democratico, ma anche i partiti conservatori SGP, che sono sempre partiti cristiani, e PVV, che è il movimento di Wilders, oltre al movimento dei contadini. Quindi alla fine si è trovato questo grande appoggio in Parlamento. Ecco, un'altra differenza rispetto a casa nostra, che comunque quando si parla di cose serie che rischiano di colpire il paese, il benessere del paese, eccetera, ci si unisce su queste situazioni, insomma, e non si va a spaccarsi o a fare delle manfrine
inutili o va a votare no a delle riforme utili solo perché ci avete tolto o reddito. Ecco, quindi sappiate che insomma in altri paesi si ragiona forse un po' meglio che in casa nostra. Un'altra notizia interessante arriva sempre dalla zona del Benelux, in questo caso dal Belgio, e di che cosa si tratta? Si tratta dei famosi discorsi d'odio. In questo caso la magistratura sta anche in questo caso intervenendo anche nella come dire, nel dibattito, nella dialettica politica, e punisce non i discorsi, non le osservazioni, non le affermazioni, ma punisce le intenzioni. Adesso ve lo mostro. Parlare, delle conseguenze disastrose dell'immigrazione di massa è stato definito un reato di hate speech, di discorso d'odio, persino se lo fate sulla base di dati e fatti reali, provati. Non è il primo caso, ma diciamo la seconda condanna di un famosissimo attivista belga pro remigrazione, che è Dries Van Langenhove, perché ha violato di fatto una legge antirazzismo, ed è forse il più sonoro allarme sulla libertà di parola nel nostro continente. Il fatto incriminato risale al 2024, quando Van Langenhove tenne una conferenza presso l'Università Cattolica di Leuven, Lovanio, illustrando semplicemente la sua tesi, ovvero stabilendo un rapporto di causa-effetto tra l'immigrazione di massa e il generale deterioramento della qualità della vita nelle nostre città, che è una cosa che poi si è sempre detta, diciamo, quindi un discorso che è legato alla criminalità, alla violenza, ma anche a un deterioramento dello stato sociale, che sapeva per esempio un altro importante esponente, che poi è stato fatto passare per un estremista di destra. Mi sto riferendo a Pim Fortuyn, il grande leader populista ucciso da un attivista pro immigrazione. Pim Fortuyn, che non era esattamente l'uomo di destra, un estremista, un pericoloso fascista. Pim Fortuyn era un professore universitario, ex marxista, omosessuale dichiarato, che diceva questa gente cambierà la nostra terra, questa gente cambierà le nostre libertà. Ecco, Van Langenhove ha messo, diciamo, in rapporto questo discorso, insomma, dall'aumento del crimine e della violenza, alla carenza di alloggi, all'abbassamento degli standard educativi, perché insomma si fa più fatica ad insegnare a queste classi miste. Una gran parte di problemi sociali sono dovuti alle migrazioni di massa. Una tesi che può essere discutibile, ma è legittima e peraltro sostenuta da molte forze politiche in varia maniera, chi più moderate, chi più anche maggioritarie o minoritarie, insomma. L'aspetto più surreale è che la corte belga ha persino ammesso che l'attivista non ha citato dati falsi e non ha diffuso quelle che oggi si chiamano fake news per diffamare o per far odiare i migranti. No, non importa, perché anche la verità può incitare all'odio. Diciamo che la verità crea un limite, crea un confine piuttosto. La verità qualcuno premia e qualcuno condanna, ma è sempre stato così, insomma, no? Anche per un cristiano ci può essere tutta la misericordia del mondo, ma dire la verità diciamo che ti mette di fronte alle tue responsabilità. Il giudice lo ha scritto nero su bianco nella sua sentenza, pensate: anche se tutte le affermazioni fatte da Van Langenhove sono basate su evidenze scientifiche e statistiche, questo non farebbe differenza con l'intento, presunto intento criminale. Cioè lui non è accusato di diffondere informazioni false, è accusato di presentare i fatti in un modo che inciterebbe all'odio. Beh, dimostratelo, cioè in questo caso questo è il discorso, cioè ci sia una tesi che, partendo dagli stessi dati, dimostri qualcosa di diverso, e vediamo insomma come si va avanti. Oggi in questo mondo dove si fa un gran parlare di scienza, si parla sempre di più in realtà per assiomi, e invece così non deve essere, insomma. Presentare
diciamo dei dati reali e si può incappare in una legge antirazzismo, c'è qualcosa direi che non va, non si deve aver paura di dire che certe situazioni possono creare intolleranza. Vi avevo parlato, vi ricordate, della Carta di Roma, per cui quando si parla di un immigrato sui media, alla fine deve sparire la sua origine, no? In realtà bisogna capire e affrontare il problema. Affrontare il problema, cioè chi vuole difendere il sistema dell'immigrazione trovi i suoi argomenti, non vada diciamo, a creare delle fatue o a parlare di discorso d'odio. Mi sembra veramente fuori luogo, insomma. Il problema è che le tue affermazioni, le mie affermazioni, le vostre affermazioni, pur vere, oggi vengono ritenute da un giudice idonee a provocare in altri un generico senso di disapprovazione per un gruppo che evidentemente è iperprotetto. Siamo arrivati nei tempi in cui non si può parlare e soprattutto non si può più dare un giudizio. Il giudizio certo che può ferire, ma è proprio confrontandosi con i giudizi che si creano innanzitutto giudizi migliori e che insomma si può anche, come dire, capire dove sta andando la nostra società. Diciamo che però questo è un problema perché, secondo questo criterio, in fondo sarebbe incriminabile anche chi facesse notare che gli immigrati costituiscono in Italia circa il 9% della popolazione residente, ma più di un terzo dei detenuti o più di un terzo dei reati, per esempio, di violenza. E questo significa che c'è, diciamo una cappa di conformismo che va spostata insomma, no, Van Langenov tra l'altro ha un altro processo in arrivo per una dozzina di indagini penali, sempre per discorso d'odio e per spese legali. Pensate, ha già sostenuto più di 420.000 € di costi, insomma, ecco. Solo per una formalità tecnica oggi non si trova in carcere, ecco. Siamo, direi, non solo nel mondo orwelliano di 1984, ma forse siamo già nel mondo di Brave New World, no? Siamo in quel mondo ancora peggio, insomma. Non solo viene criminalizzata la verità, ma anche un modo di presentare i fatti, che per carità si può confrontare, no? E quindi criminalizzando il dibattito pubblico tra opinioni, che è invece il cuore del pensiero, insomma, del free speech, no? Ecco, questo è un po' il problema. Certo è che queste minacce di censura sui social mi fanno ricordare quello che ha detto papale J.D. Vance, che non è solo un politico, voglio dire, è un intellettuale anche raffinato, una persona che si è convertita al cattolicesimo, che ha fatto delle riflessioni sull'Europa, ha scritto un romanzo anche abbastanza pieno, insomma denso di significati, ma ce lo ricordiamo tutti cosa diceva, no, quando parlava di Gran Bretagna e in generale in Europa di una libertà di parola in ritirata, no, e diceva ancora, adesso me lo sono andato ad appuntare: "Non dovremmo avere paura del nostro popolo, anche quando esprime opinioni in disaccordo con la sua leadership". Ecco, qui bisogna forse ripensare al fatto che, al di là di quanto ci possa stare simpatica o meno Washington e chi la guida in questo momento, c'è quel rischio che proprio Washington ha paventato, cioè quello della cancellazione di una civiltà. Cioè, forse è proprio l'Europa, lo dice anche appunto l'articolo che citavo dal Tempo, e forse è l'Europa e non l'America di questo Trump sempre sopra le righe, che si sta allontanando da dei valori reali e condivisi. Quindi vi ripeto, il messaggio è e resta questo. Il messaggio è: prendiamo comunque quanto di buono c'è ancora nel buon senso di casa nostra, vedete l'Olanda appunto come vi mostravo, parliamone, facciamo dei dibattiti anche aspri, però che siano dei dibattiti in cui insomma nessuno possa permettersi
alla fine di prendere il pallone e dire: "Non gioco più, tu sei il cattivo", perché poi alla fine il discorso è questo. E poi il cattivo paga e paga, come abbiamo visto, in maniera determinante, paga anche con, come dire, l'esclusione sociale, paga anche con, a sua volta, l'odio, perché vediamo in piazza la gente che, con la scusa insomma di difendere i diritti di qualcuno, crea dei discorsi, quelli sì, davvero di odio e di differenze veramente ideologiche, che non stanno in piedi. Quindi davvero riflettiamo su queste situazioni. Io, prima di andare in pausa, intanto vi ricordo che dopo potete chiamarci e intervenire in diretta. Vi ricordo che il nostro numero è lo 02 92 94 72 22, per intervenire, come vi dicevo, proporre degli argomenti, perché poi, ripeto, potete commentare quello che vi sto dicendo, potete ribattere ovviamente, perché il dibattito sta in questo, oppure portare quella che è la vostra testimonianza o il vostro parere. Quindi ci vediamo dopo, sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, di nuovo in onda sulle frequenze di Radio Libertà con Marco Tognini per esaminare le notizie della settimana, qualche caso limite e poi, ripeto, tante notizie che un po' si assomigliano. Mi riferisco insomma anche a questa ormai preponderanza dell'Islam, di queste vere e proprie sfide. Abbiamo visto la festa del sacrificio, abbiamo visto queste immagini anche sui social in cui si insegna ai bambini sostanzialmente a sgozzare gli agnelli, insomma, ecco, a farli dissanguare in un modo che, diciamo, oggi viene visto come contrario al benessere degli animali, e comunque spesso in situazioni totalmente prive di quelle sicurezze igienico-sanitarie che diciamo vengono richieste a tutti i cittadini, a tutte le persone che in casa o presso un'attività sono tenute a farlo. Non si capisce perché queste comunità dovrebbero avere delle vie diciamo diverse e quant'altro, insomma. La situazione interessante è che diciamo i candidati
islamici alle ultime amministrative non hanno fatto il botto, posso pensare a Venezia, a Lecco soli 36 voti al capo della moschea, ad Agrigento la famosa convertita col velo prende solo 3 preferenze, però stiamo attenti, questi sono casi evidentemente possiamo parlare anche di Vigevano, insomma, sono situazioni in cui le divisioni delle comunità musulmane comunque sono state decisive, il che ci dimostra che c'è ancora speranza e c'è ancora possibilità di intervento, solo che bisogna essere compatti, bisogna intervenire, bisogna guardare quello che succede fuori, non con una falsa sorpresa e poi non fare nulla, ma diciamo con una giusta preoccupazione cercare di intervenire. Da Lecco a Civitavecchia, da Torino a Lecce, da Milano a Firenze, in tutta Italia da ieri mattina all'alba sono cominciati i famosi festeggiamenti islamici, infatti per la festa del sacrificio, uomini, bambini, la cui partecipazione peraltro ha comportato un gran numero di assenze a scuola registrate e denunciate dagli istituti, e le donne peraltro non pervenute ancora una volta. Si sono riuniti nei parchi, in strade, in centri abusivi, con migliaia di persone che hanno generato lamentele tra i cittadini, svegliati prestissimo, per esempio e perfino dal richiamo del muezzin. Non siamo in un paese del Maghreb, non siamo in Arabia, ma siamo ad Oggione, in provincia di Lecco. Alle 6 dell'altra mattina il sonno dei residenti è stato interrotto dall'imam che invitava alla preghiera musulmana all'interno di un capannone trasformato in moschea senza alcuna autorizzazione urbanistica. Apro il caso, Oggione ha resistito, diciamo, a questo fenomeno fino a quando c'è stata un'amministrazione di centrodestra, fino a quando c'è stata anche la Lega è stata forte. Come in altre situazioni, la Lega continua proprio in quella zona anche del Lecchese a intervenire. La Lega è 20 anni che lotta contro la moschea ad Erba, per esempio, insomma in quelle zone della Brianza dove comunque l'immigrazione si è fatta sentire. Cosa sottolinea la vice segretaria leghista Silvia Sardone? L'amministrazione di sinistra in quel caso ha deciso di chiudere entrambi gli occhi di fronte a una palese violazione del regolamento di polizia urbana, visto che al capitolo quiete pubblica è espressamente fatto divieto di provocare rumori prima delle 7 del mattino. Ecco, questa per esempio è una delle cose che si contestano a tutti, non si capisce perché non andrebbe contestata ad altri, no? Abbiamo questi simpatici cittadini che addirittura vanno a denunciare il parroco per le campane e non si capisce perché questo invece dovrebbe passare sotto silenzio. A Civitavecchia invece l'amministrazione cittadina ha pensato bene di bloccare il traffico per consentire la preghiera islamica senza tenere in considerazione il disagio che avrebbe provocato a tanti abitanti della zona, la gente che va a lavorare, insomma, per portare a casa i soldini per la famiglia e anche per questo stato, diciamo, molto, molto particolare. A Monfalcone si è registrato un vero e proprio exploit con circa 6.000 fedeli che si sono radunati negli stessi spazi, offerti dalla diocesi, anche lì ci sarebbe da dire tanto, spazi in cui tra l'altro avevano velato la statua di Gesù. Lo dice anche Anna Maria Cisint, diciamo basta con la concessione degli spazi, diciamo, quindi è una situazione che va sicuramente sistemata. Tra l'altro, ripeto, le comunità islamiche, benché divise nei loro particolari anche etnici, eccetera, sanno benissimo come rispondere. I musulmani, per esempio, della comunità di Verona hanno fatto circolare sui social e nei loro gruppi il cosiddetto, pensate un po', manuale dell'islamico che viene intercettato dai giornalisti. Quindi tutti i musulmani nella zona di Venezia e di Mestre, sapete che c'è una situazione molto particolare anche legata alla recente campagna elettorale che per fortuna ha visto vincere decisamente il candidato di centrodestra, ma ripeto, al di là
del particolare, insomma, sappiamo benissimo che cosa è accaduto. Ebbene, è partito questo divieto, un vero e proprio divieto religioso, che fa riferimento al fatto che non vanno rilasciate dichiarazioni o video senza autorizzazione e senza consultare la moschea o i responsabili. Insomma, predicano il dialogo ma non lo praticano, anche perché sennò poi si scoprirebbe che cosa hanno da dire, insomma, no? E quindi fuggono un po' dai giornalisti italiani che cercano di mostrare anche il volto dell'Islam, che in realtà cercano di tenere nascosto. Ecco, questa è un po' la situazione del caso di Oggiorno. Vi ho parlato, ecco, e sul fatto che bisogna comunque reagire. Vi cito una notizia, però vedo che abbiamo una telefonata, intanto quindi la passiamo subito. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Pronto? No, niente, è sparito. Niente, amico, nel caso prova a richiamare. Intanto vi parlo di questa notizia. Che vergogna questo paese, dice il fratello del 22enne arrestato per terrorismo nei confronti dell'Italia. Jaber Nagai era seguito da un centro di salute mentale, no? Tutti pazzi, ma se uno è violento non mi interessa se è pazzo o no. Ed era già stato espulso dalla Germania perché è considerato socialmente pericoloso. Ma per il fratello la sua storia è stata strumentalizzata, ovviamente. Voi sapete che questo Nagai, 22enne, nato in Italia ma di origini marocchine, è stato fermato a Reggio Emilia e considerato dagli investigatori un sostenitore diretto, conclamato del Daesh, dello Stato Islamico, dell'ISIS, chiamatela un po' come vi pare. Avrebbe avuto ripetuti contatti, insomma, con il Daesh, che gli avrebbe anche proposto di addestrarlo per compiere un attentato, avrebbe anche acconsentito, ma i messaggi sono stati intercettati e quindi il Nagai fermato dalle forze dell'ordine. Pare fosse già stato attenzionato dal 2024, quando venne arrestato in Germania, dove si era già stato dichiarato sostenitore dello Stato Islamico ed espulso, mentre nel nostro paese era entrato nel circuito di assistenza di un centro di salute mentale. Ecco, forse sarebbe bello anche, faccio una proposta, che quando queste persone vengono espulse da un paese europeo, vengano espulse direttamente dai confini dell'Unione Europea, no? Perché non bisogna nascondere la polvere sotto il tappeto, cari amici tedeschi, cari amici francesi. Vi ricordiamo cosa faceva Macron a Ventimiglia, eccetera, cari amici croati, cari amici sloveni, e potrei andare avanti per un bel pezzo. Allora a questo punto si mandano fuori dai confini dell'Europa. Se l'Europa davvero ha dei confini come dire seri, allora si evita che a circolare attraverso lo spazio Schengen siano queste persone. Però vi dicevo, la pericolosità conclamata di questo signore non ha impedito al fratello di attaccare l'Italia, perché sfrutta un povero ragazzo in una situazione sensibile e si vuole strumentalizzare l'odio. Ecco, perché vi leggo questo? Perché insomma è evidente che queste persone non parlano, non cercano di instaurare un ragionamento, un modus vivendi, ma si difendono e sono pronte anche a difendere l'indifendibile pur di legittimare loro stessi, la loro presenza, la loro preponderanza, la loro legge, che è una legge non solo teocratica, ma che è una legge che non ha nulla a che vedere con la rule of law, con lo stato di diritto di casa nostra. Insomma, siamo più di 700 anni indietro, ecco, e 700 anni fa, tra l'altro, in Europa, nonostante tutto, c'era un pensiero critico molto, molto diverso. Insomma, ecco, questo vi posso dire, vi voglio dire, quindi è anche un invito a evitare quella che si chiama la tacchia, cioè la dissimulazione di fatto di queste comunità che si cercano di porsi nel modo migliore, ma si fanno letteralmente i cavoli loro, aiutate in questo da una valanga, un esercito di persone che per motivazioni strettamente politiche, cioè per distruggere un certo stato di cose, un certo pensiero tradizionale in Italia e quant'altro, ma anche per esempio per creare un nuovo sottoproletariato, per poter continuare a alimentare ideologie stramorte e sepolte, ma anche
per il vile denaro, signori, perché comunque c'è tanta gente che su queste cose, su queste persone vive, lucra, perché c'è ovviamente il mondo politico che elargisce, ma poi ci sono le ONG che dietro alla loro parvenza di amicizie, eccetera, in realtà muovono delle vere e proprie agende politiche, e poi tutto quel gran parafernale, quella grande esercito di mediatori culturali e chi più ne ha più ne metta, assistenti sociali, che probabilmente se ci fosse solo da seguire gli italiani intanto farebbero un migliore lavoro, ma probabilmente insomma dovrebbero trovare il modo per sbarcare diversamente il lunario. Ecco, questo è quello che vi dico sinceramente. E comunque la rete del terrorismo nel nostro territorio continua ad avanzare. Voi sapete che è uscito qualche giorno fa un dossier del Network Contagion Research Institute, quindi un centro storico che arriva dagli Stati Uniti per verificare i legami con l'estremismo in tutto il mondo, e insomma il report accende i fari su tanti attivisti, sui loro legami con l'Iran degli Ayatollah e con Hamas. È inutile dire che qualche nome italiano all'interno di questo gruppo c'è, si parla anche, lo dico perché lo riportano i giornali, di Mimmo Lucano, di Ilaria Salis, insomma, tra finanziamenti opachi e contatti con Teheran. Nel famoso viaggio a Cuba poi c'erano appunto i 2 eurodeputati di AWS. Ecco, questo dossier, che è stato poi riportato dalla DN Kronos, mette insieme documenti fiscali, registri telefonici e atti pubblici, per carità, per ricostruire una presunta rete di influenza ritenuta vicina alle narrazioni ideologiche di Teheran, di Hamas e di Cuba. Il rapporto si intitola Following the Benjamins, gioco di parole tra il cognome della protagonista, che è Susan Benjamin, volto storico dell'attivismo pacifista americano, oggi indicato dai report proprio come il perno di una ricerca di fondazioni che viaggiavano in questa zona grigia, ma anche i Benjamin Franklin compare sui $100, quindi è un follow the money, seguiamo i soldi. E al centro c'è Arc of Justice Foundation, la fondazione privata con sede a Miami di questa signora, e i suoi attivi sono passati, pensate un po', da $12 milioni nel 2012 a quasi 48 nel 2022. La governance sarebbe interamente familiare con questa Benjamin, la figlia Maya, il marito Jonathan, eccetera, e il punto più delicato è ovviamente, manco a dirlo, la trasparenza. I ricercatori sostengono di non aver trovato la fondazione nel registro delle organizzazioni benefiche attive in Florida, né con il nome attuale né con quello precedente, e quindi insomma si aggiungono poi situazioni già poco chiare. C'è stata una revoca dello status di esenzione fiscale in California nel 2024, l'assenza dagli archivi pubblici di alcune dichiarazioni federali annuali. Stiamo parlando ancora una volta di un caso Soumahoro, vogliamo dirlo, però in grande, però legato non solo a un'appropriazione evidentemente di fondi non chiara, ma comunque a tutta una serie di fondi che sono andati con destinazione Cuba. C'è stata una vera e propria flottiglia che è stata finanziata con questi soldi. Insomma, possiamo verificare. Per l'Italia le presenze politicamente più significative erano proprio quelle di Alleanza Verdi Sinistra, con i rappresentanti che sappiamo. C'era anche la Thunberg, ma poi c'è un capitolo vero e proprio sui rapporti con l'Iran e con una serie di contatti con cui la Benjamin e il compagno avrebbero ricevuto a Gaza, ripeto, contatti con Hamas, lettere dal vice ministro degli esteri di Hamas, e avrebbero ricevuto addirittura Ismail Haniyeh, che allora era il primo ministro di Gaza, come capo di Hamas,
E insomma, vediamo che come sempre c'è questo giro di soldi che fa riferimento ancora una volta all'immigrazione. Giro di soldi che peraltro vediamo, ma vi faccio solo proprio un brevissimo spot, che vediamo anche in Spagna oggi, molti quotidiani, ma già da qualche giorno, insomma, vedo dei titoli: socialisti con i soldi degli altri, insomma, Zapatero preso col tesoro, stava scappando. C'è un vero e proprio terremoto in Spagna, si parla di corruzione e complotti nella sede del Partito Socialista, si è indagato sul il grande esempio del passato Zapatero, ma oggi le conseguenze sono anche su Sanchez, quindi anche sui socialisti di oggi. C'è stata una richiesta di voto anticipato che è stata portata avanti sia dai popolari di Feijóo sia da Vox. Il premier resiste, ma anche gli stessi alleati, insomma, un po' lo attaccano. Sono molti diciamo gli indagati per mazzette e non solo nel mirino. Si parla di Zapatero perché l'ex premier sarebbe accusato a vario titolo di collusione con Cina e Venezuela soprattutto, la moglie Begoña Sanchez incriminata per corruzione, Santos Cerdán, ex segretario capo organizzativo dei socialisti, accusato di false fatturazioni, Leire Diez, arrestata con l'accusa di aver tramato per fermare procedimenti giudiziari. Ecco, sì, si trama sempre in queste situazioni. Javier Pérez Dolsted, imprenditore vicino al PSOE, perquisito dalla polizia. Gaspar Sarrias, ex senatore andaluso, sospettato di pagamenti illeciti. Quindi, come vedete, crollano i miti e crollano come sempre e fanno rumore perché sono stati incensati come sempre dai socialisti di casa nostra, che invece di trovare una via ragionevole, come hanno fatto, vi dicevo prima, insomma, anche la sinistra per esempio nel Benelux, ebbene no, loro vanno avanti insomma con questa ideologia e con i loro giochini, ma poi ci ricordiamo anche gli scandali, il Qatar Gate per esempio in sede europea, e se lo fanno sul Qatar mi viene da dire quanti altri argomenti andrebbero guardati e verificati un po' meglio. Ecco, questa è un po' la situazione. Come sempre credo di aver detto tutto, resto a vostra disposizione anche sui miei social per interagire con voi. Seguite Radio Libertà, seguite anche le nostre repliche del fine settimana, ma mi raccomando, non mancate mai di pensare con la vostra testa e di aprire gli occhi. L'appuntamento alla prossima settimana con Sic et Non. Avete ascoltato